La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG serale di Prealpina.it. In apertura la tragedia della funivia del Mottarone. Verranno effettuati venerdì pomeriggio gli interrogatori di garanzia delle 3 persone fermate nell'ambito dell'inchiesta per la strage di domenica costata la vita a 14 persone. Sono in carcere a Verbania Luigi Nerini, proprietario delle Ferrovie del Mottarone, il direttore dell'esercizio Enrico Perocchio e il capo servizio Gabriele Tadini. È attesa per domani la richiesta di convalida del fermo e di arresto della Procura di Verbania nei confronti dei 3. In queste ore il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, ed il PM Laura Carrera stanno lavorando all'atto che verrà inoltrato all'ufficio del GIP. Potrebbero esserci anche nuovi indagati nell'inchiesta della Procura di Verbania sull'incidente. Gli inquirenti stanno infatti valutando la posizione di altre persone anche in vista della consulenza tecnica che verrà disposta con la forma dell'accertamento irripetibile. Intanto il secondo forchettone, lo strumento che impediva l'entrata in funzione dei freni di emergenza della funivia, è stato trovato oggi nella mattinata nella zona dell'incidente. E rimaniamo a parlare ancora della tragedia del Mottarone perché domani alle 15 a Varese, nella chiesa di Santa Maria, nel quartiere di San Fermo, si svolgeranno i funerali di Silvia Malnati e Alessandro Merlo, la coppia di fidanzati tra le 14 vittime della tragedia. Invece venerdì alle 15:30 a Vedano Lona sono previsti i funerali di Vittorio Zorloni, Elisabetta Persanini e di loro figlio Mattia, che a loro volta hanno perso la vita sulla Mottarone. Ci trasferiamo adesso a Busto Arsizio per raccontare una storia di povertà e di disagio. Il servizio a riguardo di Angela Grassi con la collaborazione per le immagini di Davide Caforio dell'agenzia Blitz. Buongiorno da Busto Arsizio, siamo all'ex calzaturificio Borri, o meno, quello che ne rimane. Qui vicino c'è la nuova COP e questa è la struttura ormai abbandonata, ormai in disuso da anni e decisamente precaria. Vedete, ci sono pezzi di ferro, ci sono mattoni che cadono e ci sono anche persone che qui ci vivono. La gente del quartiere è convinta che la sera entrino persone a spacciare, entrino dei clandestini, degli immigrati. In realtà abbiamo trovato 2 ragazzi di Busto Arsizio che vivono qui accampati, che non hanno una casa e che hanno scelto l'ex Borri come loro rifugio tra, diciamo, panche improvvisate, dei mattoni messi per creare una sorta di camino e una situazione davvero molto di degrado. Questa è Busto Arsizio e qui il comune sogna di realizzare invece grandi cose, un auditorium, spazi per i giovani, spazi per la musica e social housing per famiglie e con una portineria di quartiere che accolga un po' tutti quanti. Nuovi servizi molto costosi per i quali si attendono grandi finanziamenti, ma per adesso la situazione è questa. Siamo alla pagina dedicata al Covid. Oggi in Lombardia sono stati processati 42.222 tamponi, nuovi positivi 666, indice di contagio all'1,5%. I decessi sono stati 15, tra guariti e dimessi sono 1.730 le persone. Per quanto riguarda i ricoveri, aumento di un paziente nei reparti di terapia intensiva della regione, diminuzione di 84 negli altri reparti. Infine i dati delle province. A Varese oggi sono stati registrati 100 nuovi positivi e la provincia di Varese è al secondo posto oggi, e al primo c'è Milano con 170. Ora una notizia curiosa: una nuotata nel lago è finita nel peggiore dei modi per un cinghiale che nel tardo pomeriggio di oggi si è goduto, diciamo così, la frescura offerta dalle acque del lago di Monate. Risalito sulla terraferma, si è trovato nel giardino di una villetta dove c'erano 2 cani di grossa taglia. C'è stato uno scontro tra animali
poi interrotto quando i due cani sono stati richiamati. L'episodio è approdato sui social grazie al video girato da una vicina incuriosita appunto dalle bracciate del cinghiale. In chiusura lo sport, calcio campionato di Serie D, oggi era in programma il recupero del Varese sul campo del Sanremese, è andata benissimo per i biancorossi che si sono imposti con il punteggio di 2-1, gara decisa nel secondo tempo, reti per il Varese di Di Sabato e Minai, inutile il gol di Lobosco per la Sanremese, il Varese in questo modo ha conquistato la salvezza aritmetica in Serie D. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, a tutte e a tutti l'augurio di una buona serata, a domani.